Eccoci con Moras, vicepresidente, abbiamo l'umore alto, dopo una vittoria insomma ci sta qualche sorriso in più. Una partita non sofferta, soffertissima, 3 punti forse insperati a un certo punto della partita. Soffertissima non direi, venivamo da 3 risultati negativi, quindi è logico che avevamo c'era un po' di tensione, un po' di paura di sbagliare, però insomma tutto sommato non abbiamo sofferto pochissimo, abbiamo avuto qualche occasione, abbiamo realizzato un gol stupendo e un salvataggio favoloso di Fovera all'ultimo minuto che ci ha consentito di portare a casa i 3 punti, che comunque direi che insomma, ci danno un po' di morale. Venivamo da 3 risultati negativi, insomma questo ci dà un po' di morale, affrontiamo il campionato serenamente, con tranquillità, lo potremo Sì, io intendevo soffertissimi perché insomma se si prende un gol e poi non si recupera più e c'era la paura della beffa, no? In campo ci sono comunque sempre anche gli avversari, ci sono anche le altre squadre che giocano, quindi noi comunque andiamo avanti per la nostra strada. Questi 3 punti ci servono soprattutto anche per il morale, perché appunto come dicevo prima 3 sconfitte avevano lasciato un po' il segno. Comunque ti ripeto, andiamo avanti per la nostra strada, dopo alla fine vedremo insomma. Sì, anche se il mister ha detto che insomma il spirito spogliatoio è sempre stato alto, ma, però ma sicuramente a livello sia di spogliatoio sia di società noi siamo tranquilli. Oh, mi scusi, la fermo perché la società è qua che volevo arrivare, è per questo che l'ho presa al volo. Abbiamo 3 partite per finire il girone d'andata, poi abbiamo un mese di pausa, no? Sì. Voi avete anche visto le condizioni di infermeria e la rosa dei giocatori, che non so se la considerate completa o da rinforzare. Ci sarà qualcosa in arrivo? C'è sempre da fare di più e meglio per migliorare la squadra. Adesso stiamo valutando, vedremo se ci sarà qualche occasione, qualche innesto da fare. Comunque per il momento andiamo avanti così e dopo fino a dicembre valuteremo. Insomma, noi siamo sempre comunque attivi nel cercare delle migliorie per la squadra. Il mister ha detto che come rosa lui la considerava a posto, però io sentendo un po' anche i rumors e i tifosi, io qualcosa in centrocampo magari non ci starebbe male. Abbiamo avuto i 2 infortuni dei 2 ragazzi, Buzzini e Zanette. Colgo anche qua l'occasione per poi Daneluzzi stesso, Marcuzzi. Abbiamo avuto Daneluzzi, abbiamo avuto Caracciolo, insomma abbiamo avuto qualche infortunio. Comunque ti ripeto, adesso stiamo valutando se capiterà l'occasione per avere qualche rinforzo, qualcuno che può darci una mano. Sicuramente vedremo di fare il possibile. Comunque noi siamo contenti della squadra che abbiamo allestito, peccato per gli infortuni purtroppo che ci hanno condizionato, però adesso insomma la squadra sta reagendo, abbiamo trovato un po' di assetto, insomma andiamo avanti così. Allora concludiamo dicendo 2 o 3 numeri, facendo 2 o 3 numeri, perché adesso siamo 21, siamo già 3 punti in più dell'anno scorso, che abbiamo chiuso il girone d'andata, se non erro, a 18 punti. Questo insomma non è da vedere, tutto ciò che viene va bene e dobbiamo comunque cercare di incrementarli. Sicuramente stiamo facendo meglio dell'anno scorso, noi come società siamo convinti anche di avere una squadra più competitiva rispetto all'anno scorso. L'anno scorso è stato un anno particolare dovuto a tutti i problemi che erano sorti dopo il fallimento della società precedente, quindi quest'anno siamo convinti di aver allestito una squadra più competitiva, una squadra che ha più esperienza, più maturità, quindi adesso andiamo avanti per la nostra strada. Dopo chi mi conosce sa che io non faccio mai comunque indipendentemente da come andrà, quest'anno ci sarà un Natale da festeggiare alla grande. Ma sicuramente i risultati per il momento ci stanno dando ragione, adesso andiamo avanti così e cerchiamo sempre comunque di migliorare. Dopo in campo ci sono anche gli avversari, quindi bisogna sempre anche fare il conto con loro, quindi comunque ti ripeto, noi l'ambiente è sereno, la squadra vedo che comunque a livello così di spogliatoio è una squadra che ha carattere, che è unita, quindi andiamo avanti, dopo faremo le nostre valutazioni a Natale, vedremo cosa fare insomma. Bene, okay? grazie. Grazie.